Tutti bentrovati. Cominciamo questo webinar dicendovi che è un webinar rivolto naturalmente a coloro che sono gli stakeholder, le persone interessate che rappresentano istituzioni, enti locali, piuttosto che l'associazionismo, e che hanno il compito a loro volta poi di comunicare o comunque trasferire le opportunità e i contenuti del progetto stesso all'utenza finale attraverso i webinar che si terranno poi localmente e comunque all'interno degli sportelli o dei momenti in cui ci sarà da interloquire appunto con coloro che hanno diritto ad accedere diciamo al voucher, o meglio al rimborso. Siamo in attesa, abbiamo invitato anche l'assessore Elena Donazzan per un saluto. Mi ha detto che farà il possibile compatibilmente con gli impegni, perché è impegnata in questo momento, e quindi cercherà di raggiungerci da dove si trova, così come Don Alberto Poles, così come anche Giorgio Sbris, il nostro amministratore delegato, che rappresenta l'ente capofila, ci teneva per un saluto. Quindi eventualmente nel corso della spiegazione di quello che faremo in quest'oretta, ecco, si vuole stare tra l'altro anche dentro i tempi previsti, eventualmente appunto con l'ingresso dell'assessore Donazzan, se riesce a collegarsi. Saluto tutti, in particolare anche i rappresentanti della Regione Veneto, dirigenti e funzionari che sono collegati con noi, che ci accompagnano in questo percorso, e quindi che di fatto è anche nuovo rispetto alle tradizionali attività che svolgiamo, sottolineando il fatto che questo progetto ha una forte valenza di servizio. Dal punto di vista tecnico, avremo una parte centrale che verrà tenuta appunto da Filippo Fanton, che è la persona che vi ha accolto e che è per noi il capo progetto, il project manager, che sarà anche il riferimento per tutti nel corso della gestione del progetto stesso, assieme a Gaia Franzoso, che terrà la presentazione. Quindi una parte centrale di presentazione del progetto, con anche le descrizioni tecniche, pratiche, operative, poi una breve comunicazione mia per quanto riguarda il piano di comunicazione che è già in atto, e spero e credo che qualcuno l'abbia visto, per esempio su alcuni quotidiani da domenica in poi, e la parte finale appunto la teniamo, come diceva appunto Filippo Fanton, per le domande che raccogliamo sia via chat che in diretta. L'obiettivo è di rimanere dentro l'ora prevista. Naturalmente la registrazione sarà fatta solo per la parte di presentazione, qui la parte centrale, quindi non registreremo gli interventi e non, proprio anche per rispetto della privacy dei partecipanti, così come anche diciamo le immagini, e la inseriremo una volta montata, resa gradevole dal punto di vista anche di presentazione, poi sul canale YouTube, e sarà a disposizione di tutti. Vi invieremo alla fine proprio il link una volta caricate. Io passerei la parola a voi, Filippo e Gaia. Anch'io spengo e intervengo alla fine. Grazie, buon ascolto, e dipendiamo dalle vostre labbra. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e bentrovati nuovamente. Io appunto sono, come ha detto Sandro, sono Filippo Fanton di Enaip Veneto, principalmente mi occupo di amministrazione, e per questo progetto sarò appunto il project manager. Presentiamo con l'ausilio di qualche slide che ora dovreste vedere in sovrimpressione, il progetto digitali. Il progetto digitali è un progetto finanziato dalla Regione Veneto tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo, che intende sostenere le famiglie numerose residenti nel Veneto.
assegnando un rimborso a copertura totale o parziale dell'acquisto di alcuni dispositivi digitali, principalmente finalizzati alla partecipazione dei figli alla didattica a distanza e alla formazione a distanza, che sono state previste nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 o che potranno essere previste nell'anno scolastico 2020 e 2021. Capofila del progetto oggetto della presentazione è ENAIP Veneto e come partner operativi del progetto abbiamo FICAP e CNOS, rappresentati oggi da Gianfranco Zotta e da Federica Zonta, che colgo l'occasione di salutare. Sostenitori del progetto, quindi partner comunque che ci aiuteranno a raggiungere le famiglie e le persone che potranno essere interessate dall'iniziativa, sono comunque le ACLI regionali del Veneto, l'Associazione delle Famiglie Numerose, Forma Veneto, le varie Caritas e le varie diocesi provinciali, oltre al forum permanente del terzo settore. Il progetto Digitali nasce dallo studio di alcuni fabbisogni che sono stati resi fondamentali e che si sono manifestati con il recente periodo di lockdown che abbiamo vissuto da marzo fino a maggio e giugno anche in certi casi. Per poter vivere, per poter lavorare, per poter studiare, per poter rimanere in contatto con le persone, oggi è fondamentale essere connessi in qualsiasi modo, sia con i dispositivi, sia con una qualità di connessione internet accettabile per la mole di dati che vengono scambiati. Partendo da questo presupposto, come si può vedere dalla slide in sovrimpressione, tramite un'analisi fatta dall'Istat con dati molto recenti, come si può vedere, che sono di aprile del 2020, il 12,3% dei ragazzi fra i 6 e i 17 anni non ha o un computer o un tablet in casa. Solamente il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente, quindi in un periodo come quello appena vissuto dove era necessario un dispositivo praticamente a persona per poter frequentare la scuola o comunque per poter lavorare in smart working, in lavoro agile, solo il 6% delle famiglie poteva avere questo tipo di beneficio. Il 33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, quindi un terzo della popolazione che poteva avere figli o che comunque doveva lavorare da casa non aveva la possibilità di farlo con mezzi propri. Questo, oltre ad un'analisi fatta da scuola.net, un'analisi incentrata sulla qualità della connessione internet che hanno potuto utilizzare gli studenti per quanto riguardava la formazione a distanza, che si è concretizzata con i dati che vediamo in sovrimpressione. Più della metà, quindi il 60% degli studenti non dispongono di una connessione adeguata a seguire le video lezioni senza interruzioni o senza blocchi. Il 23% invece ovviano a questa mancanza con l'ausilio dello smartphone, quindi o seguendo le lezioni direttamente dallo smartphone o utilizzando il telefono come modem, come hotspot per poter effettivamente seguire la lezione da un altro tipo di dispositivo. Ma per alcuni di questi studenti, il 9%, neanche questa è una soluzione praticabile, è una soluzione ottimale. Partendo da questi dati e quindi considerando il fatto che la crisi di Covid-19 ha comunque fatto emergere un divario digitale inteso sia come numero di dispositivi in possesso di ogni famiglia, sia come una qualità della connessione, è una dimensione della povertà educativa ed è una dimensione che comunque
mette a rischio un diritto inalienabile, che è quello di ricevere un'adeguata istruzione, specialmente per i nostri ragazzi e i nostri figli. Con questo spirito e quindi con un'ottica di inclusività sociale, di equità e di giustizia sociale, principi che comunque spingono e muovono anche ENAIP nella sua attività, essendo comunque ENAIP, ricordiamolo, un'impresa sociale, è stato deciso appunto di partecipare a questo bando della Regione e di presentare il nostro progetto Digitali. Con questo progetto, come ENAIP, assieme ai nostri partner FICAP e CNOS, vogliamo comunque porci degli obiettivi. Vogliamo avere un servizio di sportelli all'interno del territorio del Veneto, riservato ai destinatari del progetto, che sia il più diffuso possibile per poter raggiungere tutte le persone che potenzialmente sono destinatarie di questo rimborso, un'erogazione del servizio secondo standard di efficienza ed efficacia, la realizzazione di una campagna di comunicazione che vada a coprire, che vada a raggiungere tutto il territorio regionale e che vada comunque a colpire gli interessati, e un'erogazione del voucher a quanti ne hanno diritto sulla base di criteri univoci, chiari e anche, insomma, per quanto possibile, tempestivamente. Il progetto, andando adesso nella parte un po' più specifica, nella parte un po' più operativa dell'erogazione, si rivolge ai nuclei familiari residenti in Veneto, indipendentemente quindi dalla nazionalità della famiglia, che abbiano almeno 4 figli minori oppure almeno 3 figli minori se derivano da parto gemellare, con un'indicazione della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro. Quindi sono requisiti molto definiti e molto chiari da rispettare. I device, i dispositivi per i quali è possibile richiedere il rimborso sono computer fissi, computer portatili, monitor, stampanti, periferiche di qualsiasi tipo, quindi cuffie, mouse, tastiere, router, tablet, smartphone, telefoni cellulari e anche alcuni dispositivi che riguardano la connettività e la connessione, una migliore connettività ed una migliore connessione ad internet. I vincoli temporali, quindi il momento in cui è possibile effettuare l'acquisto, va dal 1 febbraio 2020 al 30 settembre 2020. Questo per coprire, oltre agli acquisti per la FAD dell'anno scolastico 2020-2021, che in misura ridotta verrà comunque prevista, anche per coprire tutte quelle spese, tutte quelle eventuali spese che le famiglie hanno già fatto per quanto riguarda la formazione dei loro ragazzi durante l'anno scolastico appena concluso. Il termine per presentare la domanda invece è il 30 ottobre 2020. Gli sportelli presenti all'interno del Veneto sono comunque diramati su ogni provincia del Veneto. Le province di Belluno, di Padova e di Rovigo sono presidiate da ENAIP Veneto, capofila del progetto. ENAIP Veneto, con l'ausilio di FICAP, presidia la provincia di Verona. FICAP è presente nella provincia di Vicenza e di Treviso, mentre CNOS è presente nel nostro capoluogo di regione. All'interno degli sportelli verrà comunque fornito agli utenti che si presenteranno un servizio di consulenza informativa, innanzitutto per quanto riguarda la compilazione del forum e il fornire
tutte le informazioni necessarie per la corretta erogazione del voucher. Un servizio di coaching, quindi un servizio comunque di assistenza nella compilazione della modulistica, e appunto la ricezione in originale della documentazione necessaria per l'attività di istruttoria e di verifica per la successiva erogazione del voucher. La documentazione che verrà richiesta e che dovrà essere presentata dai soggetti è un'autocertificazione dello stato di famiglia, uno scontrino, un documento giustificativo dell'acquisto del bene, quindi insomma un acquisto che deve comunque già essere stato effettuato dal richiedente del rimborso, un modello ISEE in corso di validità, quindi comunque un modello ISEE che sia stato rilasciato nel corso del 2020, la domanda di contributo e la domanda di partecipazione FSE che comunque saranno compilate con l'ausilio dell'operatore dello sportello all'atto della consegna dei documenti, il documento di identità del richiedente ed il codice IBAN di chi ha presentato la domanda per, una volta conclusa la fase di istruttoria, ricevere comunque il rimborso in seguito alla presentazione della domanda. Passo ora la parola alla mia collega Gaia che vi presenterà i portali tramite i quali è possibile effettuare la presentazione della domanda. Buongiorno a tutti, bentrovati. Mi presento, io sono Gaia Franzoso, lavoro presso la Direzione Generale di ENEP Veneto nell'area giovani. Nell'ambito di questo progetto digitali per le famiglie numerose, mi occupo in particolare della parte, diciamo, un po' più operativa, quindi procedure, formazione agli operatori, l'utilizzo degli applicativi. Allora, vorrei fare un tentativo proprio di mostrarvi il portale. Vi chiedo cortesemente di segnalarmi qualora ci fossero problemi di connessione o l'immagine si bloccasse, perché allora passiamo, diciamo, a una presentazione più standard. Però, allora, questo è il portale famigliedigitali.net. Ok, allora, diciamo che il portale è davvero il cuore operativo di questo progetto e tutte le richieste in qualche modo confluiranno qui. Quindi abbiamo cercato di creare un sito che fosse esaustivo dal punto di vista delle informazioni che la persona cerca, ma anche, come dire, molto chiaro e semplice. Quindi vi faccio un po' vedere le diverse funzioni e quindi la procedura che il destinatario seguirà per presentare la domanda. Allora, nella sezione ottieni il voucher. Allora, abbiamo voluto innanzitutto semplificare in maniera davvero evidente quelli che sono i passaggi da fare per presentare la domanda. Quindi, prima di tutto, invitiamo la persona a registrarsi sul portale famigliedigitali.net. Poi vi mostrerò la procedura. Quindi un appuntamento presso uno dei numerosi sportelli che appunto Filippo Fanton vi presentava prima, presenti su tutto il territorio del Veneto, su tutte le province, quindi la consegna dei documenti di persona.
e poi l'erogazione del voucher dopo ovviamente la fase istruttoria. Di fatto in questa sezione del sito, come potete vedere, sono riportati davvero tutti gli aspetti che il collega prima vi presentava, insomma, da chi sono i destinatari del voucher, l'importo erogabile, le risorse a disposizione, prima non l'abbiamo detto, ma le risorse totali ammontano a 2.700.000 euro, quindi abbiamo davvero un largo numero di famiglie che possiamo raggiungere e sostenere in qualche modo. Quali sono le spese che possono essere rimborsate? Le scadenze, i vincoli temporali e i documenti da presentare. E non ultimo, ecco, il fatto che il rimborso sarà ovviamente soggetto ad una fase istruttoria prima dell'erogazione e di verifica della documentazione. Allora, l'utente che desidera presentare la domanda può andare appunto nella sezione dove presentare la domanda e come vedete trovate qui tutti gli sportelli presenti sul territorio. Quindi l'utente sceglie lo sportello che è più vicino, più comodo per lui. È sufficiente entrare. Come vedete in ogni singolo sportello abbiamo riportato i contatti diretti dell'operatore che poi ricontatterà di fatto la persona. Ricordiamo che è un servizio di consulenza sia per quanto riguarda la redazione della domanda che proprio di supporto alla presentazione, del tutto gratuito. E ricordiamo sempre all'utente che è necessario registrarsi cliccando qui. L'utente compila un form con l'inserimento dei propri dati anagrafici, residenza, qualche dettaglio che per noi è molto utile sapere in anticipo sulla documentazione, ad esempio se la famiglia è già in possesso della certificazione ISEE, lo stato di famiglia, e soprattutto se l'acquisto è già stato effettuato oppure no, perché i tempi sono comunque stretti e quindi stiamo invitando tutte le persone che magari si rapportano a noi e telefonano per un primo contatto così informativo a prendere visione dei vincoli temporali e se non hanno già effettuato l'acquisto di farlo e procedere subito alla registrazione. Tra l'altro abbiamo già ricevuto un numero considerevole di richieste, di domande. Abbiamo voluto inserire, ve la faccio vedere, anche una sezione FAQ perché in queste settimane, in quest'ultima settimana, insomma, i nostri numeri di telefono sono stati, come dire, abbiamo ricevuto molte telefonate con molte domande frequenti che quindi abbiamo pensato di riproporre e riassumere qui. Una fra tutte, quali sono i device che posso acquistare, quando posso passare a consegnare la documentazione, ma se ho acquistato un bene da 200 euro posso comunque richiedere il voucher, posso acquistarne un altro. Ecco, abbiamo cercato di condensare qui un pochino delle domande più frequenti. Vi segnalo infine che nella sezione news saranno a brevissimo disponibili le date di alcuni webinar che intendiamo proporre, sono 7 in totali, su tutte le province del territorio. Sarà possibile registrarsi già da domani. Ecco, questa è proprio un'occasione di così creare degli sportelli virtuali informativi per tutte le famiglie numerose, dove saremo io e Filippo a condurli insieme ai nostri partner operativi di FICAP e CNOS. Il contenuto sarà veramente molto operativo, il contenuto di questi webinar, quindi presenteremo alle persone il progetto nel dettaglio, presenteremo
la documentazione necessaria, facendo attenzione insomma agli aspetti un po' più così particolari, i vincoli, i requisiti, e cercheremo insomma di rispondere a tutte le domande. Quindi in questo senso vi invieremo a tutti voi insomma che state partecipando oggi l'invito che vi chiediamo, ecco, di diffondere il più possibile tra i potenziali destinatari del progetto. Allora, io per ora interrompo la presentazione del sito, così, e lascerei la parola anche a Sandro dal piano, che così vi può dire qualcosa anche sul piano della comunicazione, insomma, che abbiamo previsto. Sì, se cortesemente Gaia rilanci le slide. Grazie. Allora, conosco molte persone che sono collegate, ma anche vedo persone che non conosco. Mi presento, scusatemi se prima non l'ho fatto. Sono Sandro Dal Piano e sono il direttore che si occupa all'interno di ENAIP della parte di comunicazione e promozione. Ho ricevuto un messaggio che giusto poc'anzi che l'assessore non riesce a collegarsi in diretta con noi proprio per gli impegni che ha, e eventualmente chiedo invece il suo avece, magari al termine un saluto da parte del dottor Menì, che è collegato come rappresentante della regione, naturalmente con molto piacere. Gaia, se cortesemente rilanci la presentazione perché non riesco a vederla. Sì, sì. Grazie. Allora, un progetto come questo, non sono io che lo dico, ma comprenderete bene che come dire, vive di comunicazione. È importantissimo comunicare e raggiungere tutte le persone. Con le risorse che ci sono state rese disponibili abbiamo predisposto, ecco, benissimo, e poi eventualmente ti chiedo di scorrere. Abbiamo predisposto, ferma lì, benissimo, un piano di comunicazione che utilizzasse più canali. Io ve l'ho riassunto e semplicemente ve lo descrivo senza entrare nel dettaglio, ma siamo riusciti a coprire e a usare molteplici canali in modo da raggiungere le persone, si spera, nel luogo o nel punto dove queste informazioni possono essere lette o raccolte. Abbiamo usato sia canali tradizionali, in questo caso, in questa prima slide vedete radio e io la chiamo tabellare in gergo, ma in realtà proprio la promozione acquistando pagine di giornali, pagine intere. Per quanto riguarda la radio, abbiamo usato le radio più ascoltate del Veneto proprio da dati ufficiali e pensate, sono 232 spot moltiplicate 13 frequenze, raggiungiamo dalle Dolomiti alle Foci del Po, dal lago di Garda alla sponda del Veneto orientale, i confini col Friuli, e quindi con radio che sicuramente sentirete, non so, Radio Company piuttosto che Birichina, Bella e Monella, Radio Vicenza, per avere una copertura maggiore in quell'area, insomma riusciamo a coprire con un messaggio specifico. Lo spot inizierà, praticamente iniziato da oggi, sono per ogni frequenza dagli 8 a 10 spot quotidiani. Abbiamo coperto praticamente con uno o più uscite a seconda delle offerte che ci sono state fatte tutti i giornali, sia del gruppo Finegil piuttosto che l'Arena e il Gazzettino. Tra l'altro il Gazzettino esce domani, è l'ultimo del gruppo. Inoltre abbiamo utilizzato anche la Free Press, che in alcune province raggiunge 230-250 mila copie e va casa per casa. Quindi dal punto di vista mi riferisco alla piazza, dal punto di vista della copertura dei mezzi tradizionali, carta
stampata ci siamo. Per cortesia passi alla slide successiva. Per quanto riguarda invece l'area web social, che è uno dei canali essenziali e dove di fatto le persone sono raggiungibili in maniera rapida, ecco, il sito ve l'ha presentato, il portale ve l'ha presentato Gaia in maniera precisa. Ecco, sappiate che vi do qualche dato, ho appena scaricato i dati da Analytics. Noi abbiamo cominciato a lavorare al sito già a fine agosto, appena abbiamo saputo dell'approvazione, però è online nella versione definitiva anche con le informazioni di fatto da una settimana. Abbiamo già raggiunto 1 migliaio di utenti, dati Analytics, per cui è collegato appunto al sistema di rilevazione delle visualizzazioni, pensate, con già 7.127 pagine ad oggi. Solo ieri, che era il giorno in cui tra lunedì e martedì, con le ultime uscite anche sui giornali ci aspettavamo un aumento, e infatti solo ieri, pensate, i 200 utenti, quindi un aumento a oggi che arriva al 1000%, cioè sono dati proprio di punta, di prima informazione. E poi abbiamo attivato una campagna sui social. Trovate, ecco, sono i canali di ANEP Veneto, ma invito, e dopo vi dirò cosa abbiamo predisposto, tutti i partner, tutti gli interessati a fare lo stesso naturalmente nei propri siti, così come nei propri canali e profili social. Quindi trovate per esempio su Enaip, sia su Facebook che su Instagram, campagne già approntate, post sono usciti su Twitter, LinkedIn, e usiamo inoltre dei gruppi che abbiamo sui canali di messaggeria istantanea, che funzionano moltissimo, perché come avviamo naturalmente inviamo il messaggio, abbiamo proprio un picco di accessi al sito. Quindi trovate sul nostro canale WhatsApp, piuttosto che anche Telegram. Abbiamo creato degli hashtag ufficiali in modo che possano essere usati e integrati proprio nei post, in modo che queste label, questi tag riescano nelle ricerche a facilitare proprio il raggiungimento dell'informazione. E l'ultima cosa, ecco, abbiamo creato un media kit, vi invierò a tutti i partecipanti e anche alle mail istituzionali delle lettere di partenariato il media kit, e adesso vi dirò cosa contiene. Per quanto riguarda il sito, l'abbiamo progettato, sviluppato, aggiornato, faremo anche la manutenzione, e come diceva Gaia precedentemente, verrà aggiornato quotidianamente per quanto riguarda news e le FAQ e tutto quello utile a favorire l'accesso all'informazione sia degli utenti finali ma anche degli operatori, e naturalmente siamo disponibili con gli altri sportelli. Per cortesia Gaia, se puoi passare a quella successiva. Se vuoi scorrere, ecco qua. Ecco, questa è la penultima delle slide. Abbiamo utilizzato anche l'ufficio stampa, forse lo state vedendo, l'avete visto, stanno uscendo, è partito il comunicato stampa ufficiale con il nostro ufficio stampa, e a copertura di tutti i giornali, comprese le edizioni non solo locali ma anche regionali e nazionali. Questo avremo poi la rassegna stampa che metteremo a disposizione giusto sul sito. I webinar vi abbiamo già accennato, come tra l'altro anche programmati nel numero previsto dal progetto. Abbiamo definito delle piccole linee guida in modo da aiutare. Noi adesso stiamo utilizzando Google Meet, però credo che ci siano anche altre piattaforme, però se possibile non sarebbe male utilizzare sempre una piattaforma unica. E le linee guida e contenuti saranno disponibili già da domani sul sito. L'area FAQ vi abbiamo già detto che andrà ampliata. A fianco vedete dei vari item che vi ho elencato, ci sono anche le date in cui sono state messe online, e dando anche una priorità rispetto appunto alla diffusione della notizia o alla messa online del materiale. Abbiamo creato in modo
per facilitarvi anche dei format di presentazione. Troverete la presentazione che stiamo usando ora, perché può essere utile anche per prendere dei contenuti se dovete fare delle comunicazioni, quindi questa presentazione sarà disponibile sempre sul sito sia in formato PPT che poi utilizzabile con Adobe praticamente, e anche un format, cioè un modello per le presentazioni in modo che siano come dire uniformi. Ultima cosa, e siamo in verifica perché qui dipende proprio dai tempi, probabilmente parteciperemo o faremo partecipare anche a livello istituzionale le persone e in questo caso anche la regione, i rappresentanti istituzionali, se ci riusciamo coi tempi che abbiamo a disposizione, c'è già disponibilità anche in programmi di informazione delle TV locali. Passiamo invece all'ultima slide per quanto riguarda la comunicazione, se puoi scorrere Gaia per cortesia, che è il Media Kit. È stata creata una cartella che vi invieremo zippata dove dentro trovate cosa? Le radio che abbiamo utilizzato e anche lo spot audio, che tra l'altro è stato anche validato dalla Regione Veneto, con i punti ora della messa in onda degli spot nelle varie frequenze. Trovate anche la grafica tabellare, naturalmente è dimensionata con dimensioni medie. Sapete che poi ogni giornale ha le proprie, ma abbiamo a disposizione, volendo, tutte le dimensioni di pagina, mezza pagina e piedone. Quello che vedete, pagina, mezza pagina e piedone, sono già uscite e stanno uscendo sui giornali che prima vi ho elencato. Per quanto riguarda invece la parte web social, abbiamo creato anche la grafica nelle varie dimensioni da utilizzarsi dove? Sui vostri siti, noi l'abbiamo messa in home page e cliccando si accede direttamente al sito e all'informazione, parlo home page del nostro sito di ENAIP Veneto, ma che comunque è agganciato all'informazione diretta del sito famigliedigitali.net. In più abbiamo creato tutta la grafica da poter utilizzare nei post dei vari social, Instagram, Facebook, LinkedIn, eccetera. Trovate sempre in questa cartella dei testi di esempio che naturalmente potete adattare, cambiare come volete, e l'elenco degli hashtag da utilizzare. Il logo lo trovate sempre in cartellina nei vari formati, sempre da utilizzare al bisogno. C'è il comunicato stampa ufficiale che è stato validato e poi inviato alla stampa, la presentazione del PPT, cioè di quel in formato PowerPoint della presentazione attuale, oltre che diciamo il modello se volete utilizzarlo, e naturalmente la scaletta del webinar di oggi, ma che può essere una traccia utile per altri webinar. Come ultima nota, ecco, vi verrà spedito al termine di questo webinar questa cartella e se riusciamo rapidamente a caricare anche la registrazione di questo, anche il link al sito famigliadigitali.net dove poter rivedere, quindi utile per recepire, per prendere informazioni di questo webinar. Io con questo, per quanto riguarda la parte di comunicazione, rapidamente ve l'ho descritta, avrei concluso. Passerei la parola adesso a Filippo, appunto, Fanton e a Gaia Franzoso invece per la parte relativa alle domande, perché ne vedo già che sono state postate sulla chat. I contatti, ecco, come vedete, sono presenti sempre nella presentazione e sono i contatti appunto di Filippo, di Gaia, oltre alle mail di info@famigliedigitali.net, che è le mail dove arrivano le richieste di informazione. A voi Gaia e Filippo.
Eccoci di nuovo, grazie Sandro. Allora, innanzitutto vi invito, visto che già sono arrivate alcune domande in chat, quindi le scorriamo, cerchiamo di rispondere. Vi chiedo appunto qualsiasi domanda di condividerla scrivendola in chat. Allora, avevo letto una domanda. Allora, una domanda sull'utilizzo della categoria famiglie numerose in relazione al vincolo dei 4 figli minori. Allora, non mi è chiarissima la domanda. Prego, prego. Posso formularla a voce perché questa è un po' delicata. Cioè la mia osservazione, e io sono Enrico Belli, coordinatore Veneto dell'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose. Allora, la categoria famiglie numerose è una categoria che indica il numero di figli a carico superiore a 4. Nella nostra storia, la categoria famiglie numerose oggettivamente è stata riportata al pubblico dalla nostra associazione. Non c'è una distinzione tra famiglie numerose con figli minori, con almeno 4 figli minori o con più di 4 figli minori. Siccome questa è anche per altre vicende una come si dice, una non mi viene la parola, una inequità, volevo capire qual è il motivo per cui, se è un vincolo che viene dai fondi europei, se è un vincolo che ha messo la regione, che avete messo voi, qual è il motivo di questo vincolo? Perché vi assicuro che delle 1800 famiglie associate del Veneto, una piccola percentuale ha 4 figli piccoli, basta averne uno maggiorenne che va a fare il liceo e già sono tagliati fuori. Grazie, ascolta. Allora, diciamo che questo dal punto di vista operativo è un requisito richiesto dal bando sul quale noi stiamo lavorando. Dopodiché questo è uno così degli strumenti a disposizione. Quindi questo voucher è a disposizione delle famiglie, dei destinatari con questi specifici requisiti. Ce ne sono altri, magari non a livello regionale, a livello ministeriale, eccetera, rivolti ad altre tipologie destinatari con altri requisiti. Su questo, ecco, se ci sono anche qui i rappresentanti della Regione Veneto, vedo. Rispondo io. Prego, prego. Allora, è evidente che nel momento in cui si fanno i conti, bisogna fare i conti con le risorse disponibili e l'entità dei potenziali destinatari. Facendo, diciamo così, i dati che ci sono stati forniti sono quelli del Servizio Statistico Regionale. Nel caso in cui non avessimo messo questo vincolo, il contributo sarebbe stato, non dico irrisorio, ma prossimo all'irrisorietà. Quindi poco utile, insomma, ai fini della gestione di una didattica a distanza. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Sì, grazie, molto chiaro. Grazie, grazie. Allora, andrei avanti intanto con le domande che sono state fatte. Allora, qui leggevo una domanda molto operativa sui vincoli temporali. Allora sì, qui vedo che Filippo ha già risposto, però lo ripetiamo. La scadenza ultima per poter effettuare l'acquisto è il 30 settembre. Il 31 agosto è la data che si riferisce. Allora, se l'acquisto è stato fatto dal 1 febbraio al 31 agosto, è sufficiente presentare un tipo di giustificativo diverso, quindi è sufficiente uno scontrino normale.
con l'autocertificazione del bene acquistato. Quindi questa è la differenza. Se l'acquisto invece è stato effettuato tra il 1° e il 30 di settembre, allora sarà fondamentale come tipo di giustificativo presentare scontrino parlante o fattura. Quindi questa è la differenza insomma tra le due date. Allora, è possibile avere le slides al termine della riunione? Sì, le invieremo, come già anticipava Sandro. Allora, poi viene chiesto se ci sarà una graduatoria in base all'ISEE o verrà dato in ordine di arrivo delle domande. Qui lascio la parola al collega Filippo Fanton che vi risponde. Allora, non essendoci una graduatoria dell'ISEE, ma comunque un requisito unico per accedere o non accedere al contributo, i rimborsi verranno fatti in base all'ordine in cui sono arrivate le domande, quindi indipendentemente da una graduatoria in base all'ISEE, ma semplicemente da un ordine cronologico di presentazione delle domande. Ok, vedo un'altra domanda. Potrebbe essere disponibile un elenco delle famiglie numerose destinatarie del voucher che potremmo direttamente contattare? Beh, noi non il ruolo dei nostri partner di rete, dei nostri collaboratori è proprio questo, è proprio metterci in contatto con le famiglie e con chi potrebbe avere i requisiti e la necessità di accedere a questo rimborso. Quindi è un ruolo dei nostri partner, quello di metterci in contatto con gli utenti finali. Allora, leggevo prima allora, l'istruttoria è una fase di verifica dei requisiti e della documentazione presentata dall'utente, quindi è una fase di verifica dell'ISEE, una verifica dell'autocertificazione dello stato di famiglia, del bene acquistato, date di acquisto e quindi diciamo di rispetto di tutti i requisiti, che dura generalmente, è stata sancita la durata in 15 giorni, entro i quali c'è il versamento del rimborso all'utente. Vedo un'altra domanda che è il fatto dell'anticipare i 500 euro. Un modo per anticiparli ovviamente non c'è, perché comunque è la spesa già sostenuta, è la spesa che comunque viene rimborsata. È comunque possibile l'acquisto rateizzato del bene se la rateizzazione, se il pagamento del bene termina entro il termine del progetto. Quindi questa è una possibilità comunque per quanto riguarda la rateizzazione, quindi non c'è l'anticipo, però comunque c'è la possibilità del pagamento dilazionato. Le domande vengono evase e rimborsate via via o aspettate la scadenza della chiusura delle domande? No, cioè non faremo un bonifico unico o comunque un rimborso unico alla fine del progetto. Ci sarà di volta in volta, appunto alla fine della fase di istruttoria e di verifica delle domande presentate, il versamento del contributo a beneficio della persona che ha fatto richiesta. Bene, scusate se intervengo, era per rimanere come ci eravamo detti nei tempi. Io vi ringrazio per le domande, ne abbiamo risposto a circa una decina. Naturalmente siamo a disposizione noi, come avete sentito anche l'intervento del dottor Menin, che è collegato con noi,
proprio per domande tecniche specifiche vi rimanderei poi al contatto diretto con Filippo e anche con Gaia. Pregherei il dottor Menin, che ci sta ascoltando, se vuole portarci un saluto a questo punto istituzionale, perché ho ricevuto adesso appunto il messaggio da parte dell'assessore che non riesce purtroppo a intervenire, si scusa naturalmente, ci saluta tutti e testuali parole, insomma, spera che lo sforzo fatto dalla Regione sia non solo efficace, ma vada a raggiungere l'obiettivo di favorire chi ne ha bisogno. Ecco, dottor Menin, la prendo, non dico in contropiede, ma immagino che per un saluto e anche viste alcune richieste, magari anche come rimandarle poi successivamente. Grazie, dottor Menin. Grazie a voi, è un piacere esserci, quindi sono contento, insomma, no, mi spiace che l'assessore non ci sia, più che altro perché l'idea è stata sua, la volontà, la spinta propulsiva era la sua, e quindi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, e a noi è toccato quello di confezionare un'operazione che, devo essere onesto, ma l'hai detto tu anche prima, è abbastanza inusuale, per non dire unica. Non abbiamo mai fatto una roba fatta così, tra l'altro con delle soluzioni anche tecniche abbastanza, diciamo così, snelle per riuscire a fare la presentazione di progetti. Quindi ringrazio anche i colleghi che si sono prodigati durante ovviamente il periodo di ferie, perché ben inteso ste robe mica si fanno quando le cose sono nel periodo ordinario. E quindi ecco, tutto qua. Insomma, abbiamo tentato di trovare delle soluzioni molto veloci per riuscire a dare una risposta la più tempestiva possibile. La delibera porta la data, vado a memoria, del 15-16 di luglio, una roba del genere, quindi capite, siamo al 10 di settembre e stiamo immaginando a come presentare le domande entro un mese e mezzo. Quindi non so se c'è qualcuno che usa i fondi comunitari alla velocità della luce così, voglio vederlo con i miei occhi, però ecco. Va bene, quindi ecco, spero davvero che questa informazione raggiunga tutti coloro che sono potenzialmente destinatari del servizio, perché lo sforzo in termini comunicativi che sta facendo ENAIP è secondo me poderoso, però ecco, credo sia fondamentale attivare tutti i meccanismi che ciascuno, associazione, gruppo di relazioni e via di seguito, ha per andare a raggiungere tutti i potenziali destinatari. Sarebbe un vero peccato non raggiungere tutti, perché lo sforzo che abbiamo fatto è quello di dare una risposta a tutti coloro che sono nelle condizioni di poter avere un beneficio di questa natura, che oggi credo sia fondamentale. Ecco, la scuola lunedì riparte e le prospettive, nonostante la spinta poderosa di tutti, saranno comunque quelle che ci saranno dei momenti personali per classe, per gruppi di classe, in cui sarà fondamentale utilizzare ancora una volta la didattica a distanza, speriamo appunto in maniera intermittente, però direi attrezziamoci. Ecco, l'obiettivo è questo, insomma, lo sforzo, il tentativo è stato quello di dare una risposta in un momento particolarmente complesso per tutti, in primis per le famiglie, direi. Bene, basta, non dico altro. La ringraziamo, dottor Menin, anzi, francamente, ecco, lei ha toccato un punto essenziale, diciamo, il raggiungimento dell'obiettivo, meglio, il raggiungimento delle famiglie è molto in mano nostra, di questa rete e di altre che poi accederanno all'informazione. Ecco, è essenziale, è importante, è uno stimolo. Sto cercando di motivare tutti, ma credo che sulla bontà del progetto nessuno abbia dubbi, anzi a me risulta, spero di non dire cose inesatte, ma che è l'unica regione che
tecnicamente ha messo in opera questo tipo di progetto, e invito tutti soprattutto alle relazioni di tipo diretto. Adesso non dicevo a caso gruppi WhatsApp piuttosto che Telegram, perché abbiamo visto che funzionano a meraviglia. Per quanto riguarda un'altra cosa importante, prima Filippo ha citato tra i partecipanti anche ANCI Veneto, cioè l'Associazione dei Comuni del Veneto. Anche loro hanno un ruolo importante soprattutto per avvisare naturalmente gli assessorati, che danno a loro volta delle informazioni piuttosto che i funzionari a livello locale. Da parte nostra le mailing list, che per motivi di privacy non possiamo assolutamente collegare assieme, ciascuno faccia la propria parte, ma vedendo le persone presenti non avrei dubbi, perché credo abbiano a cuore il risultato, ma soprattutto il bene delle famiglie, in questo caso famiglie numerose. Con questo io vi ringraziamo tutti della partecipazione, speriamo di essere stati efficaci nella comunicazione. Ecco, rinnovo il fatto che questo webinar sarà disponibile poi, diciamo, online sul sito. E per tutto il resto, insomma, chiamateci. Un ultimo messaggio, scusatemi se mi prendo questi 30 secondi, siccome noi inviamo comunicazioni e anche materiali alle mail istituzionali dei partner, se cortesemente inviate anche i vostri indirizzi email che non abbiamo, parlo delle persone presenti, perché adesso vi siete registrati con un account Gmail, ma molte volte avete le mail che fa parte dell'organizzazione per cui lavorate o che rappresentate. Ecco, gradiremo averle, perché allora l'invio è diretto con materiali, news e aggiornamenti direttamente alle persone che se ne occupano. Con questo non ho che da salutarvi e naturalmente buon lavoro, i tempi sono stretti ma ce la faremo. Grazie ancora, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.